altri lupi sono passati da lì, da quanto tempo, quanti erano e se erano maschi o femmine. Il lupo ha molte Abbiamo ghiandole sognato, pulite nel spazio del corpo, una delle sarebbe quali si trova come... sulla schiena, a circa 7 cm dalla coda. Le Guarda, secrezioni prodotte da queste ghiandole sono uniche, come le abbiamo impronte sognato. digitali in un laboratorio forense. Quella di ogni lupo è diversa dalle altre. Guarda, I lupi demarcano i confini e le tracce usando queste ghiandole odorifere, come se fossero un bigliettino da visita. Queste stazioni odorifere ce n'è possono un trovarsi trono, anche a questa 100 sia metri che di roba. distanza. Per l'uomo è stato molto utile poterne osservare il comportamento, visto che i cani hanno delle abilità olfattive simili a quelle dei lupi e sono stati sviluppare delle tecniche di addestramento. Basta guardare le unità cinofile di soccorso e i più comuni cani antidroga. Un altro animale nasciuto sopraffino che possiede uno dei migliori nasi sulla terra è l'orso. Per qualche ragione si è sempre creduto che gli orsi avessero una vista carente. Non è così, anche se si affidano di più all'olfatto. Il loro fiuto li aiuta a trovare il cibo. Questa che la si Un orso sogna, potrebbe essere in guarda. grado di sentire l'odore di un animale morto a 35 km di distanza. L'olfatto gli aiuta anche a trovare un compagno e nel caso delle mamme a trovare i propri cuccioli. Gli orsi comunicano tra loro usando gli odori. Lasciano le tracce su Oh, alberi e ma piante per mandare un messaggio agli altri orsi che che roba, lei è potrebbero proprio essere una... vicini. Ah, guarda, è una cappalesci, con la buca d'aperta. Di quello dell'uomo Guarda, è cerebrale, utilizzate dosi almeno 5 volte più grande del passa un presciumo, vediamo adesso. non è una questione puramente Sta biologica. chi con gli occhi da verti, sta chi con la buca da verti, che roba. L'unicità dei nostri millimetri Ehi, sta piano perché che poi traumatizzarla se le il grida. naso contiene centinaia di piccoli muscoli che gli orsi riescono a muovere con la stessa facilità con cui Le noi strie è una muoviamo le morta. dita. La superficie interna del naso è molto grande secondo gli Ehi, standard umani e contiene centinaia di recettori. ehi, Oli, E questo arsenale di Oli. olfattivo superato gli orsi Ma hanno se non dopo è il fatto tempo. un questo? Molti di voi si Oli, staranno chiedendo se l'orso possa avere pronunciato una Oli, maledizione. La risposta è sì e no. Oli. Ehi, buongiorno. Come animale vive in Buongiorno. coppia. Quindi sarebbe più Buongiorno. corretto dire che sente la paura Dai, su, quando su, vive ce l'ha. solo. Si gira dall'altro. Basta, spegni.